Campagna festa oggi a Fossò, 7.000 anime lungo la riviera del Brenta, riunite dalla centrale chiesa parrocchiale con Forno e municipio a pochi metri di distanza. Al centro una vicenda a metà tra la cronaca nera e la trama romanzata di un amore impossibile. Cosa vuoi che gli dica? Non lo so, sì, lo conosciamo di vista, ma che sappia di preciso non lo so la storia del signor Formentore. Lieto fine per Claudio Formenton, 67 anni, noto e stimato marito, padre e nonno, nonché imprenditore di successo del paese. Beh, c'è solo lui che lavora sul marmo, là solo questo so, insomma. L'imprenditore, con un impegno costante per il sociale, a fine novembre scorso aveva detto a familiari e amici di partire per una missione umanitaria in Costa d'Avorio, ma una volta giunto sul posto, di lui per un paio di giorni si perdono letteralmente le tracce. Ho sentito parlare ma non so. Immediata la denuncia di scomparsa della moglie ai carabinieri di Venezia, ma soltanto dopo aver ricevuto una strana telefonata. Una voce sconosciuta le dice che se vuole rivedere il marito deve pagare il suo riscatto. È da qui che parte l'attività di intelligence. Mobilitato il nostro Ministero degli Esteri con la Farnesina, indagano le forze speciali dei ROS di Roma, in combinata con la polizia della Costa d'Avorio. Formenton è stato effettivamente rapito. Nell'arco di appena 2 o 3 giorni riescono a trovare e raggiungere l'imprenditore agganciando la cella telefonica del suo cellulare e lo trovano in una capanna in mezzo a una foresta dove era sorvegliato a vista da 3 uomini. Quindi rientra a casa, ma la storia continua perché dalle indagini condotte in procura a Roma, dove è stato aperto un altro fascicolo, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma coordinata dal PM capitolino Erminio Amelio, l'imprenditore di Fossò sarebbe andato in Africa per prestare aiuto ad una ragazza ventenne conosciuta via social e vista, sembra, soltanto in foto. Versione che però non trova conferma né nella famiglia di Formenton né nel suo legale Stefano Marrone né da parte del primo cittadino, tutti blindati in questo comunicato, in cui per il tramite del legale dice di aver riferito alle autorità le circostanze del suo rapimento e chiede di rispettare la sua privacy. E stop.